Hai preso colonnetto da noi, coltello da noi qua. Non lo so cosa succede con la mia moglie, ok? Fuori hai fatto casino. Quando viene da me, perché lui, la mano già con il sangue, ok? Racconta così, ancora sotto shock per la moglie, Kyu Xiaofang per tutti Fabio, gira ripetutamente tra le mani il coltello rubato poco prima dal lavandino del suo bar, il Jolly di via Milano, da un cliente entrato nel locale con i vestiti già sporchi di sangue, sangue che gli colava anche dalla mano ferita, sporcando anche i tavolini all'esterno del bar. Il cliente, un quarantenne italiano, volto noto alle forze dell'ordine, eppure tra il quartiere. Sì, qua abita qua dentro, quella gente sempre fa un casino. Cliente noto anche per seminare zizzania, è entrato per minacciare di morte la moglie del titolare del bar, moglie che ora si trova sedata in ospedale a Mestre, il fatto alle 14, tra il fuggi di chi era lì per bere un caffè, come questo cliente che ha chiesto l'anonimato. Il ragazzo era molto alterato, comunque ha cominciato a dire parole tipo è un periodo che mi rompi le scatole, è un periodo che mi rompi le scatole, qua e là, guarda che torno, do fuoco a questo, sai, mi minacce. E dalle minacce il coltello, sventolato con furia, il sangue addosso al cliente reduce da una violenta lite poco prima in Corso del Popolo, parrebbe per questioni di soldi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il quarantenne entrato quindi al bar incolpando la titolare cinese della sottrazione del suo cellulare. Ha cominciato a discutere con la signorina del banco, la barista, tipo mi manca il telefonino, non c'è il telefonino. Minuti interminabili di terrore, quelli vissuti dalla moglie di Q, che raccontava di aver avuto la sensazione il quarantenne potesse colpirla con il coltello da un momento all'altro. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine chiamate d'urgenza ha messo fine a quei momenti di paura. Adesso un attimo accompagnato un attimo all'ospedale adesso, perché sento paura, perché lui è diabete e mai succede così con il coltello. Disarmato e bloccato, il quarantenne è stato posto dagli agenti delle volanti in stato di fermo, con la sua bicicletta rimasta poco più in là, chiusa con un lucchetto sul sagrato della chiesa di Altobello.